sentono? Ecco, ok. Buonasera, benvenuti a questa serata, a questo concerto di fine anno. E io vi devo fare solo una comunicazione di servizio. Secondo le nuove normative, le sapete, è obbligatorio mantenere le mascherine FFP2. Vi chiedo cortesemente di non tenerle su per tutta la durata del concerto, correttamente anche sul naso. So che sono molto fastidiose. Siamo tutti nella stessa barca, cercate di capire insomma un po' la sensibilità di tutti. Approfitto anche dell'occasione per augurarvi a tutti un felice anno nuovo. Porgo la parola all'assessore alla cultura, il signor Fabrizio Retti, prego. Grazie mille. Buonasera, io qui, visto che siamo a fine anno e domani sera a quest'ora saremo lì per già iniziare il countdown, sono qui per porgere il saluto del sindaco Ziberni e tutta l'amministrazione comunale, sicuramente per una fine importante, ma soprattutto per un ottimo 2022. Speriamo che la situazione migliori perché siamo tutti un po' stanchi, ma visto che siamo a fine anno, io ci tenevo, visto che qui c'è il vicepresidente Gianni Drascek della Lipizer, a ricordare una cosa. Se siamo tutti qui certamente non è un caso. Siamo qui per un concerto di fine anno, un concerto importante. Quest'anno è stato un anno importante, ricordiamolo e lo ricordo con orgoglio. Quest'anno l'associazione Lipizer ha compiuto 40 anni, per questo l'abbiamo ricordata e riconosciuta anche per il premio Patroni, ma non soltanto questo, perché la sede riqualificata e appena saremo in tempi migliori certamente la inaugureremo, ma soprattutto mi piace testimoniare una cosa: la passione, l'amore che l'associazione da sempre imprime a favore della musica. Ne parlavamo tempo fa e lo diciamo anche qui perché è importante. Voi avete anche un'importante biblioteca musicologica che è una rarità, visto che parliamo di capitale europea della cultura, Nova Gorizia e Gorizia. Certamente la Lipizer a pieno titolo sarà una di quelle eccellenze che dovremo mostrare al mondo, perciò io adesso siamo qui per ascoltare musica, sono soltanto qui per portare i saluti di buona fine e ottimo inizio, ma ci tenevo a dire grazie all'associazione Lipizer, al vicepresidente Gianni Drascek, al presidente Lorenzo Guali, a tutto lo staff, perché siete una bellissima squadra. Grazie a voi Gorizia, con il concorso, con il premio Rodolfo Lipizer, diventa la capitale mondiale per i giorni del concorso, perciò io vi ringrazio veramente, vi dico buona serata e buon inizio nuovo anno. Grazie. Mi ha pregato di introdurre i brani del concerto di fine d'anno come da prassi. È la prima volta che l'orchestra sinfonica regionale, la FVG Orchestra, esegue questo concerto di Capodanno a Gorizia e per me è un onore farne parte. Che cosa faremo? Avete il programma, non mi dilungo, ma faremo un grande viaggio musicale che parte dalla Germania, patria di Offenbach, che dalla Germania si sposta poi in Francia, e inizieremo appunto con la Grande Chasse de Gerolstein, una delle sue più felici operette. Voi sapete che Offenbach è considerato il padre del genere operettistico e in particolare dell'operetta francese. Poi ci fermeremo in Francia per il concerto per violino, il terzo concerto di Camille Saint-Saëns, dove avremo come solista ospite una vera star, Teofil Milenkovic, il miglior classificato all'ultima edizione del premio Lipizer, oltre a una miriade di altri premi e riconoscimenti che ha ottenuto in tutto il mondo. E poi, pur rimanendo in Francia, ci avvicineremo al confine con la Spagna per l'introduzione e rondò capriccioso sempre di Saint-Saëns, che ha un carattere già spagnoleggiante e molto zigano ed è considerato, non a torto, una delle partiture più difficili e impegnative per violino e orchestra. Dopodiché avremo una pausa e intanto io vi auguro buon ascolto per questa prima parte del concerto di fine d'anno.
concerto di fine d'anno è un concerto dedicato alla gioia e alla spensieratezza. Abbiamo pensato di proporvi adesso un brano di Wagner. Joseph Wagner. Joseph Wagner, non Riccardo, che è stato uno dei più grandi autori di marce austriache. Questa che vi proponiamo adesso, proprio per entrare nel clima festoso della fine dell'anno, è Unter dem Doppeladler, sotto l'aquila a due teste, simbolo araldico dell'impero austro-ungarico, e riconoscerete subito il brano. È una delle marce più brillanti che un centinaio d'anni fa, qualcosa di più, riecheggiò anche molte volte per le strade di Gorizia. Allora, Unter dem Doppeladler.
Vienna con Johann Strauss, il re del valzer, per una delle due, la prima aria di Adele, tratta dal Pipistrello, il suo capolavoro, la sua operetta capolavoro. Adele, la cameriera di casa Eisenstein, che si traveste per andare al ballo. Naturalmente lei pensa che al ballo non troverà nessuno e tutti invece capitano mascherati per alterne vicende e tutti si ritrovano a questo ballo. A un dato punto Adele viene riconosciuta dal suo padrone. Dice: ma come tu qui, Adele, hai preso i biglietti di nascosto, sei mascherata da grande dama, tu che sei una colf, diremo oggi in modo moderno. E Adele naturalmente lo guarda dall'alto in basso e dice: ma no, marchese mio, io non posso essere una cameriera, io sono una nobile, non esiste questo fatto, mio marchese. Sottolinea il marchese perché Eisenstein in realtà si è travestito anche lui da Marquis de Narbonne, per cui non può più di tanto accusare le persone per non essere a sua volta sbugiardato. Allora è un'aria molto brillante, molto impegnativa, e per eseguirla con noi abbiamo scelto un soprano fra i migliori oggi in carriera, e vi prego di accogliere con un grande applauso Giulia Dalla Perugia.
Vienna naturalmente, la seconda Budapest e la terza era Praga. La quarta era Trieste, ma ci fermiamo alla terza per adesso. Andiamo a Praga per queste danze slave di Antonín Dvořák. Quella che vi presentiamo è la più melancolica. È una danza che ha dentro di sé la bellezza delle cose che non si realizzeranno mai. È un sogno, è qualcosa di meraviglioso, anche se si sa che perlomeno difficilmente potrà. E a questa prima parte sognante e super melancolica si alterna un'altra più giocosa, dell'accettazione, della gioia di vivere comunque. E con questo ritorno del sogno, dell'aspirazione e della realtà vi proponiamo la danza slava di Antonín Dvořák.
Vienna per una polka speciale, scritta a 4 mani da Johann e Josef Strauss, 2 fratelli. È una polka speciale perché gli strumenti ad arco non vengono suonati con l'archetto, bensì solo pizzicato. Ad essi si unisce un glockenspiel per questo gioiello che è la pizzicato polka. Anni fa, il maestro Rodolfo Lipitzer leggeva una poesia di Heinrich Heine, Warum sind die Rosen so blass? Perché le rose sono così scialte? E ne traeva l'ispirazione per un lied, una canzone per canto e piano. Allora, 21 anni dopo, ossia 80 anni fa, il maestro Lipitzer la trascrive nella versione definitiva per canto e orchestra. Poi la pagina va perduta, non se ne sa più nulla. Qualche anno fa, quando venne a mancare la signora Elena Lipitzer, la biblioteca andò in dono all'associazione Lipitzer e mettendo in ordine tutte le musiche saltò fuori questo manoscritto che il professor Quali volle affidare a Flavio Quali, presente in sala, per un'edizione critica di questo manoscritto che viene dato alle stampe e noi ne abbiamo adesso una versione pubblicata a stampa.
di stasera quindi è la prima esecuzione assoluta di questo brano nella versione per canto e orchestra. Che cosa dice la poesia? È una poesia inquietante che precorre il tempo. Uno dice sembra scritta dai giorni nostri, 101 anni fa, e dice, si interroga sui perché della vita. Ma perché sono le rose così scialbe oggi? Perché io sento come un profumo di morte che esce dai boschi? Perché l'allodola che canta non mi rallegra? Cos'è questa inquietudine che mi attanaglia? Perché la vita è così difficile? Perché, amore mio, mi hai lasciato? E allora su questi grandi interrogativi noi tutti potremmo mettere un altro che non esprimo adesso. Vorrei accogliere con un grande applauso Giulia Trattenuta per questo brano di Lipice, Warum sind denn die Rosen so blass? E ora andiamo in Russia, ma una Russia speciale, quella del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, dalla quale apriamo una finestra sulla Spagna. Sappiamo che in questo meraviglioso balletto Tchaikovsky inserisce anche alcuni pezzi tratti dal folklore di altre nazioni. E questa è la danza spagnola. Allora, una danza che qualche volta è più spagnoleggiante di quelle spagnole vere, perché Tchaikovsky sapeva scrivere e con questo momento di brio vi vogliamo introdurre
in uno dei momenti più magici del Lago dei Cigni. Ed è ora la volta dell'Ungheria, con un brano di Johannes Brahms, probabilmente la più famosa delle sue danze ungheresi, la numero 5, che ci porta proprio nella pianura magiara a sentire il galoppo dei cavalli, a sentire i profumi dei cibi ungheresi con tanto peperoncino, con tanta paprika e i ritmi della danza ungherese. Johannes Brahms, danza ungherese numero 5.
Nel terzo atto del pipistrello c'è un'area speciale, detta l'area dell'audizione. Ida, la bella cameriera che si è finta nobildonna, insomma, per varie vicende, adesso incontra un facoltoso uomo che vorrebbe le facesse da mecenate, perché lei dice: io posso essere, cosa cameriera? Io voglio fare l'attrice in teatro. Ma come? Sì, io so recitare. Allora Ida dimostra la sua bravura Adele dimostra la sua bravura nella recitazione e prima interpreta l'ingenua del villaggio di Unschuld von Lande, che dà appunto il titolo al brano. Dopodiché cambia, diceva: io non sono solo una ragazza apparentemente ingenua, io posso essere una regina regale, proprio di Enne Königin, come una regina, e c'è il momento della regina. Dopodiché, ma questo non è ancora convinto, dice: ma posso essere anche stuzzicante, attraente come una gran dama parigina. E così finisce il brano con queste tre interpretazioni di Adele. Ad interpretarlo ancora una volta Giulia Dalla Peruta, che vi prego di accogliere con un grande applauso.
continuiamo il nostro viaggio musicale intorno al mondo andando in quello che oggi è l'Iran, un tempo era la Persia. Allora anche Johann Strauss vuole scrivere un brano in omaggio a questa affascinante nazione, da cui si fantasticava arrivassero tesori favolosi. Oggi sappiamo che tipo di tesori arrivano, oro nero, quella volta erano gemme preziose, manco si sapeva del petrolio, però la Persia ha sempre avuto un fascino incredibile e anche incuteva un certo timore, non che oggi non lo incuteva questo timore, e noi sentiamo in questa musica di Johann Strauss una gioia ma anche una certa circospezione. Allora per voi questa sera la marcia persiana di Johann Strauss. E veniamo adesso a uno dei grandi valzer di Johann Strauss, l'opera 410, Frühlingsstimmen, voci di primavera. È uno dei brani più affascinanti, più belli, più aggraziati e allo stesso tempo più vitali. Vero banco di prova per i soprani. È uno infatti dei brani più difficili per soprano di coloratura. Racconta delle voci della primavera, dello sbocciare dei fiori, dell'allodola, del risveglio della natura. È un messaggio beneaugurante che noi vogliamo darvi con Giulia della Peruta e la FVG Orchestra.
polka Schnell, che non poteva mancare nel nostro concerto di fine anno, scritta dal terzo fratello, Eduard Strauss, il bel Edi, era il più elegante della famiglia, il più spensierato, piaceva alle donne e a lui le donne piacevano, e era maestro nei pezzi brevi, nei pezzi brillanti. Uno di questi è la polka mit Dampf, allora col vapore. Si sente la partenza di un treno e lo sbuffo degli stantuffi che noi potremo sentire affidati alle percussioni, e via via una frenesia incredibile di voglia di vivere, di voglia di viaggiare, di voglia di muoversi e di voglia di ballare prendeva immancabilmente il pubblico, e l'orchestra ed io ci auguriamo di comunicarvelo anche stasera. Mit Dampf. Quest'ultimo pezzo, l'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia FVT Orchestra, Giulia della Peruta, Teofili Milenkovic ed io vogliamo augurarvi buona fine e buon anno.